le prime due serate di questo festival. Per noi è un esperimento, quest'anno cominciamo con una cosa diversa, festeggiamo i 10 anni dell'ARC e i 10 anni di uno sguardo normale con questo concorso, questo festival di cortometraggi che, come avete visto, ha avuto un folto numero di partecipanti, 30 corti, di cui diversi non italiani, per cui per noi è stata una bella soddisfazione, una bella sorpresa. Devo dire che anche stasera, venire così in tanti e tanti a vedere i corti, è una ulteriore sorpresa. Oggi non ci dilunghiamo per nulla in discorsi, perché quelli li faremo durante il festival, quindi da lunedì in poi. Oggi partiamo subito con i corti perché la serata è lunga. Ci saranno 3 blocchi, come vedete anche nella scheda ci sono 2 pause, cioè il primo blocco e il secondo, che sono tutti di corti italiani, e poi l'ultimo blocco che è di corti stranieri. Votare è, direi, intuitivo, nel senso che 1 è il voto più basso e 10 è il voto più alto. Nient'altro, se non che è devastante dover cominciare una rassegna che teoricamente è un'iniziativa allegra, è fatta per divertirsi, per vedere un po' di arte anche dal basso, anche lavori underground che arrivano da amatori, in una giornata in cui dobbiamo invece ricordare un ragazzo di 15 anni che non ha più sopportato di dover subire la violenza omofobica che in tante e tanti subiscono ogni giorno, e si è tolto la vita. Quindi è chiaro che questa 10ª edizione di Sguardo Normale si apre con questo peso di tristezza, di rabbia, di denuncia, e chiaramente la dedichiamo a perché non sappiamo il suo nome,